Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura i 18 arresti del blitz effettuato tra Sicilia e Viterbo che ha colpito la rete mafiosa di un boss turco tra i più ricercati degli ultimi anni. L'uomo è stato rintracciato all'alba in un'abitazione in cui era ristretto da tempo ai domiciliari con le accuse anche di omicidio, associazione a delinquere e violazione sul possesso di armi. Nel Ragusano una lite tra colleghi è finita nel sangue, la vittima è un operaio bengalese ferito all'addome e alla testa colpito da un algerino che è stato arrestato. Tragedia sfiorata questa mattina a Roccalumera nel Messinese dove due grosse tubazioni in ferro si sono staccate dal viadotto autostradale della A18 finendo in strada. Fortunatamente in quel momento non transitavano pedoni o veicoli e non ci sono stati feriti e danni. Un prelievo di organi reso straordinario dall'età del donatore è stato eseguito nei giorni scorsi all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un grande anziano deceduto all'età di 86 anni ha donato il fegato e permesso a un giovane ricevente di continuare a vivere. E in conclusione il meteo, anche domani l'anticiclone subtropicale non mollerà la presa portando sole e temperature nella media. Nel weekend però è atteso un peggioramento con rovesci e piogge in tutta la Sicilia. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.